Si è svolto nella splendida cornice del centro ippico Camurà a Maserà in provincia di Padova il secondo appuntamento di Fise con te, un progetto che ha l'obiettivo di avvicinare la Federazione Nazionale ai tesserati attraverso l'ampliamento dell'offerta di servizi verso i propri affiliati. La federazione deve erogare servizi ai tesserati, agli istruttori, al movimento che produce sul territorio, e questa Fise con te deve essere veramente un'organizzazione di servizi. Oggi la federazione non è soltanto votata allo sport, è votata a aiutare i propri tesserati a lavorare meglio, a svolgere meglio la loro attività. La federazione è una grande organizzazione, è la casa dei tesserati e deve essere anche la soluzione ai problemi dei tesserati. Trasporti, fisco ed assicurazioni sono le tematiche affrontate nel seminario organizzato in provincia di Padova grazie alla collaborazione del Comitato Regionale Veneto. È importante che queste figure professionali completino la loro competenza e la loro formazione con questi argomenti che purtroppo talvolta sono anche noiosi, se la vogliamo dire anche, però in modo generale ci vuole competenza anche in quel senso. Gli stessi clienti ovviamente abbracciano e si fidelizzano laddove trovano un'ampia competenza e soprattutto dove vengono soddisfatte esigenze di sicurezza, di chiarezza, di responsabilità, quindi con una competenza a 360 gradi. Ad approfondire la tematica dei trasporti è intervenuto l'avvocato Andrea Scianaro, che ha presentato le diverse problematiche che si possono incontrare nel trasferimento dei cavalli, per quanto riguarda il codice stradale, la sicurezza degli animali e la correttezza amministrativa del trasporto. Il dottor Giuseppe Pozzato ha presentato le novità legislative introdotte nella gestione amministrativa e fiscale dei centri ippici e delle associazioni sportive, mentre il consigliere Fise Ettore Artioli ha illustrato le nuove proposte assicurative della federazione, approfondendo le diverse coperture introdotte nel rinnovo delle polizze. Il seminario si è concluso con l'intervento dei numerosi tesserati presenti, che hanno potuto porre domande e proposte agli esperti e al presidente nazionale, relativamente alle problematiche che gli operatori incontrano quotidianamente. Un'ottima occasione dunque per trovare nuove soluzioni per un settore equestre che spesso trova nella gestione burocratica un ostacolo difficile da superare. La federazione deve fare formazione e informazione e soprattutto trovare soluzioni alle problematiche per consentire di lavorare meglio. Per chi si fosse perso l'appuntamento formativo di Padova, è possibile rivedere l'intero seminario nella pagina Facebook o nel canale YouTube di Ride TV.